Si è svolto a Maiano, presso la Trattoria da Gardo, un evento a ricordo del sisma del 6 maggio 1976 a 50 anni di distanza, durante il quale si sono susseguite testimonianze, parole e memorie dei drammatici istanti del terremoto che in pochi attimi cambiò per sempre il Friuli. Ad aprire la serata, organizzata dal maestro Antonio Russo, il coro De Lute della Carnia. A presenziare anche il presidente della comunità collinare del Friuli, Luigino Bottoni, e la consigliera regionale Manuela Celotti, che hanno evidenziato come il Friuli rappresenti ancora oggi un modello di ricostruzione, grazie non solo alla determinazione delle comunità locali, ma anche alla straordinaria solidarietà ricevuta da tutta l'Italia e dall'estero. Danilo Antoni Pieri ha letto alcuni capitoli tratti dal libro di Toni Russo Il Friuli nel terremoto del 1976, Irene Gardo oltre l'anno zero. Un momento intenso, capace di far rivivere emozioni, paure e terrore, raccontato da chi è riuscito a sopravvivere. Alcune testimonianze di quei giorni, narrate attraverso le foto di Vincenzo Di Leno, memoria storica di Maiano, sono state raccolte da Marisa Giorgiutti nel suo libro Maiano 50, presentato da Lieto Molinaro, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio fatto di immagini e ricordi. Siamo in compagnia di Marisa Giorgiutti Foschiani, che ha realizzato un libro per ricordare il terremoto e in particolare quello che è accaduto a Maiano esattamente 50 anni fa, il 6 maggio del 1976. Una documentazione di tutto quello che è accaduto a causa di quel terribile sisma, con foto dei fratelli Di Leno, una vera e propria cronaca di quel fatto terribile, ma anche dei giorni successivi e della ricostruzione. Marisa, la prima domanda che io vorrei farti è perché hai deciso di realizzare e scrivere questo libro. Tu sei proprio una maianese, vero Marisa? Sì, sempre stata di Maiano e quindi sono anche tanto sensibile. E questa cosa del terremoto, io allora avevo 14 anni, ho avuto tantissima paura e non l'ho mai dimenticata. Non ho dimenticato niente perché sentendo anche che erano morti tanti bambini, proprio mi è rimasta nel cuore e ho voluto fare una raccolta appunto di fotografie e anche testimonianze solo su Maiano, perché era giusto che qualcuno lo ricordasse e che restasse per la memoria anche di tutti quanti che hanno perso la vita e di tutti anche quelli che sono stati solamente sotto le macerie e anche quelli che poi hanno dovuto ricostruirsi la loro casa e sono stati anni duri per tutti. Cominciamo, Marisa, raccontando proprio quella che è la tua storia personale, perché Marisa, tu eri giovanissima all'epoca, eri una ragazzina di appena 14 anni, abitavi a Maiano con la tua famiglia in via Piave, quindi vicino al centro, non tanto distante dal centro, e quella sera eri con la tua mamma. Raccontaci. Allora, quella sera io ero con mia mamma, ero stata proprio al Rosario in chiesa, guai se fosse stato un po' prima la scossa saremmo rimasti tutti dentro alla chiesa. Io e la mamma eravamo sedute sul divano quando abbiamo sentito questo movimento, la casa era nuova. E comunque secondo me sbalzava in alto la casa sicuramente di 1 metro e si rimetteva a posto e poi continuava a saltare e io e mia mamma siamo cadute per terra e ci siamo abbracciate. Poi siamo uscite da una porta secondaria, la prima che abbiamo trovato, perché era buio, proprio buio del tutto. A proposito, la luce era mancata, era tornata e poi era mancata del tutto. Ci siamo trovate sulla terrazza come fossimo state in centro a Milano quando c'è la nebbia, non si vedeva niente. Mia madre diceva, può essere la bombola del gas, può essere che hanno non so,
E io dicevo, mamma no, il terremoto, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Abbiamo fatto un po' di passi e abbiamo visto le case, man mano che questa polvere bianca si depositava, abbiamo visto le case vicine tutte crollate. E proprio in via Piave, lì vicino a noi è mancata la mamma con la bambina in braccio che erano sul cancello, quei cancelli di allora che erano fatti anche in mattoni, è rimasta sotto al cancello, mentre la nonna con l'altra figlia erano sotto a due piani di casa. Il papà il marito papà si è trovato in mezzo al cortile senza nessuno, ha visto la moglie morta e la figlioletta anche. Lui, sono venuti i parenti, la sorella e il fratello d'Areana del Royale a prenderlo. È andato via perché lui diceva qua sono morti tutti, mentre poi sono arrivati molte ore dopo i vigili del fuoco e hanno estratto la nonna e la bambina vive, ma la nonna pochi giorni dopo è mancata in ospedale. Allora, poi passavano le ore, mio padre era andato a Gemona a trovare un amico in ospedale, nell'ospedale vecchio, che è proprio vicino al Duomo e vicino al monte Quarnam o Tiampon, non sono sicura. Allora ha lasciato la 131 nuova di zecca con la targa di cartone proprio sotto al monte ed è entrato nell'osteria che si chiama, adesso non mi ricordo, al Glemine, dove era una volta proprio dietro al Duomo. E mentre era nell'osteria è venuto il terremoto, fortunatamente. È venuto giù un sasso dalla montagna, proprio dal monte che è lì dietro. È un grande sasso, io mi immagino quelle montagne cosa deve essere stato, tutto che rotolava, sassi grandi, piccoli, frane, di tutto. È un sasso abbastanza grande entrato nel cofano dietro della macchina dove c'era il serbatoio. E ha bucato il serbatoio della benzina che naturalmente è uscita e mio padre non è potuto tornare a casa con la macchina. E allora ha preso una grande borsa che aveva con documenti che lui in quel periodo faceva il mediatore, aveva documenti anche di gente, di privati che comunque erano affidati a lui. E allora è partito a piedi da Gemona per tornare a casa a vedere quello che era successo, a vedere della sua famiglia. Ha fatto tutta la strada a piedi e in molti casi lo chiamavano dottore, venga, che abbiamo dei feriti, abbiamo dei morti, venga a vedere. E lui diceva mi dispiace tantissimo, non sono un dottore, devo tornare a Maiano che devo andare a vedere della mia famiglia. Allora quando io e mia mamma l'aspettavamo, io gli dicevo mamma vedrai che papà non torna, vedrai, perché lei mi aveva detto che era andato a Gemona. E praticamente era già chiaro quando lui è arrivato a casa. Io l'ho visto da lontano con la sua borsa in mano e sono corsa un centinaio di metri e l'ho abbracciato forte, gli sono saltata su in braccio anche se avevo 14 anni e non lo mollavo più perché ero tanto felice che era tornato a casa. Però è successo anche, poteva succedere, era stato miracolato, però lui quella sera doveva anche andare proprio nel condominio Udine dove lui aveva 2 appartamenti che erano stati programmati per noi figli, perché io ho anche un fratello che purtroppo non c'è più, e doveva andare a prendere l'affitto mensile di questi appartamenti. Se era là, perché essendo il 6 maggio lui andava nei primi giorni del mese a ritirare questo affitto. Una volta si usava così, non si andava a fare i versamenti nelle banche. Se non andava a Gemona quella sera lui era nel condominio Udine
Ecco, è stato un miracolo. Ecco, vogliamo ricordare appunto, vero Marisa, che il condominio Udine era uno di quei condomini che purtroppo è crollato la sera del 6 maggio e dove ci sono stati tanti morti, 131 i morti a Maiano. 131 i morti e 28 proprio nel condominio Udine e 28 anche nel condominio Astra. Marisa, tu hai raccontato delle storie davvero molto importanti che riguardano sia il condominio Udine, sia il condominio Astra, sia anche la trattoria da Gardo, dove ci troviamo tra l'altro nella trattoria ricostruita proprio in questo momento. Furono 3 tragedie veramente per la nostra realtà. Sì, furono diciamo 3 grandi tragedie che hanno concentrato il più alto numero dei decessi, fra cui tanti bambini. Il terremoto ha preso anche la zona via Piave, Casasola, anche a Casasola molto forte, e anche là ci sono stati molti morti. Sì. Marisa, tu hai raccontato in particolare 3 storie. Allora, io nel libro ho raccontato 3 testimonianze, 3 storie vere che sono successe proprio a della gente, dei bambini di Maiano. Ho raccontato la storia della piccola Mayra, che era con la sua famiglia, viveva nell'attico del condominio Udine, e fortunatamente è l'unica famiglia che si è salvata interamente. Poi ho raccontato la storia del piccolo Gabriele Sangoi, che ora vive a Buia, e lui purtroppo era in braccio al papà sul terrazzo, sempre nel condominio Udine, e veramente credo che siano stati quasi usciti dal condominio. Il papà è morto sul colpo e il bambino che era in braccio è rimasto sotto a dei poggioli e purtroppo ha avuto tutte e 2 le gambe fratturate e non si era esclusa l'amputazione perché era messo proprio male, ma fortunatamente dopo mesi di ospedale a Udine è guarito ed è cresciuto con i suoi nonni. E poi ho raccontato la storia di una giovane sposa che si è salvata, anche lei ha rischiato l'amputazione di una gamba. Lei viveva nel condominio Astra, era sposata da 6 mesi e il marito e 2 zii che erano a fare loro visita sono morti. Lei si è ritrovata proprio sopra dove era il riscaldamento, dove erano come posso dire, le caldaie del riscaldamento. E lì lei parlava con una bambina e lei urlava anche, si chiamava Gabriella Gheno. Lei gridava, però quella bambina che gli rispondeva gli disse: guarda che è il terremoto, e lei allora ha capito e poi ha smesso anche di gridare perché stava facendo paura a quella bambina, che poi si sentiva anche il respiro del papà ed era la famiglia del CET. Allora il papà dopo un po' non si è sentito più il suo respiro e non parlava più con la sua bambina e dopo un po' anche la bambina non ha parlato più e questa Gabriella ha ricominciato a chiedere aiuto e si strappava tutti i capelli perché aveva tanti dolori, era bloccata la gamba e urlava aiuto e fortunatamente l'ha sentita un vigile che aveva già ricevuto dai suoi superiori l'ordine di lasciar stare, che non c'era più nessuno vivo perché loro avevano delle sonde che sentivano se c'erano segni di vita e quel vigile del fuoco disobbedì al suo capo e cominciò a girare e sentì la voce di questa giovane sposa di Gabriella
e cominciò a scavare e riuscirono a salvarla, però non riuscivano a tirarla su a causa della gamba che era bloccata. Addirittura so di tanti dottori che erano presenti, aiutavano facendo delle punture di morfina perché questi poveri superstiti non avessero tanto male, e alla fine riuscirono ad estrarla viva, però lei senza il marito, giovani sposi, senza casa, è stata aiutata tanto dalla ditta dove lavorava. E poi con gli anni si è rifatta una famiglia. Marisa, oltre a queste 3 storie davvero molto commoventi e molto importanti, cosa hai scritto anche nel libro e che cosa hai mostrato? Allora, proprio perché mio padre nel periodo che è successo il terremoto era anche contadino, io ho narrato qualche storia anche sull'agricoltura, su tutto quanto è successo, su tanti animali che purtroppo sono rimasti sotto le macerie, sui problemi che sono arrivati dopo, per il fieno, per il mais, per l'uva. E poi ho parlato anche molto dell'industria e dell'artigianato, della Snaidero, della Florea, che era il calzaturificio che ho lavorato dopo il terremoto, che contava circa 100 operai. E dopo comincia pian piano la parte che parla della ricostruzione. No, ho dimenticato le tende, che era come un accampamento di indiani al periodo, i mesi dell'estate, dell'esodo a Lignano. Ho parlato dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, di quanto è stato dannoso questo terremoto, e poi pian piano la costruzione dei prefabbricati, queste chiamate baracche da noi in gergo friulano, e poi il modello Friuli l'ho descritto molto bene. La ricostruzione piano piano, l'aiuto grande sotto la direzione di Zamberletti, e poi piano piano ho messo anche la ricostruzione della nuova chiesa di Maiano, della chiesa di Pers, di Farla, che erano le frazioni che avevano più bisogno di una chiesa, e poi alla fine il campanile nuovo che ha chiuso circa tutti i lavori della ricostruzione, che comunque è stato inaugurato nel 2012.